Abbiamo iniziato liberando la chiesa già dal 30 di settembre, quindi dal 30 la chiesa è rimasta chiusa per alcuni giorni, sabato 5 riprendono le funzioni in oratorio dove abbiamo trasferito la Madonna e dove creeremo l'aula liturgica per le celebrazioni parrocchiali e poi inizieranno questi lavori che sono duplici, ecco, inizieranno i lavori all'interno del santuario, il lavoro di restauro finanziato dalla Regione Siciliana, mentre a breve partiranno anche lavori di consolidamento del tetto, lavori esterni finanziati dall'8 per 1000 dalla Conferenza Episcopale Italiana. Quindi tutto questo servirà a rendere la Chiesa ancora più sicura, ancora più bella e ancora più fruibile per i tanti devoti. L'ordine dei lavori creerà qualche disagio per alcuni mesi, quindi diciamo che non vogliamo fare previsioni azzardate, però ecco, per la prossima addolorata, per il prossimo mese di marzo, contiamo di essere già efficienti, dotando la Chiesa anche dell'impianto elettrico adeguato, di tutti quei servizi che sono anche necessari per far stare in sicurezza la gente che qui viene. Quindi facciamo che ci diamo già come appuntamento la prossima addolorata, sperando che i lavori finiscano anche prima. Quindi però ecco, sono necessari e invitiamo la gente ad essere solidale in questo tempo, a pregare, a invocare l'aiuto della Madonna, perché chi viene a lavorare qui possa lavorare in sicurezza, non si faccia male, io ho chiesto di pregare proprio per questo, e che tutto riesca secondo il progetto che ci siamo dati, ecco, secondo quello che serve per ripristinare questo luogo tanto caro ai Licatesi.